Buonasera, ben ritrovati alla nostra trasmissione d'attualità 20 e 10. Questa sera parleremo di microcriminalità, di furti, ma anche di atti vandalici e non solo, ma anche di truffe. Lo faremo insieme ai nostri ospiti. Deborah Varaschini, assessore a Montebelluna, buonasera. Buonasera. E Luigi Trevisol, vice sindaco di San Donà di Piave, buonasera. Buonasera. E partiamo proprio da lei. Subito. Perché voi avete attuato il controllo di vicinato. Sì. Intanto come sta andando? Dico che sta andando bene. Noi siamo partiti più di 2 anni fa, siamo stati tra i primi comuni a partire, attualmente fanno parte circa 1500 famiglie, dunque un buon numero su 17 famiglie che ha San Donà di Piave. E anzi all'interno il responsabile del controllo vicinato, che è un cittadino che non è l'amministrazione chiaramente, è stato anche nominato da poco vice coordinatore regionale, che ringrazio se posso per l'impegno che ci mette in questa iniziativa. E effettivamente con il tempo ormai siamo diventati anche un po' il centro del Veneto orientale di tutti i comuni della provincia di Venezia, e in questo momento sta facendo un po' da scuola. E dico che funziona bene perché ormai è difficile quantificare i risultati, perché le segnalazioni arrivano e sicuramente però almeno una quarantina di segnalazioni sono andate a buon fine, cioè hanno evitato un qualcosa, qualche auto rubata, non mi ricordo l'auto che è stata sequestrata che aveva arnesi di scasso dentro, sicuramente quella non serviva per fare qualche atto illecito, o soprattutto qualche segnalazione di persone strane che giravano magari verso le frazioni, e subito una volta arrivata la segnalazione, vedete qualcosa di sospetto, il cittadino informa. Il controllo vicinato, c'è il responsabile che valuta un attimo se la segnalazione è adeguata, subito la comunica o alle nostre forze di polizia locale o al limite anche ai carabinieri, e lì automaticamente parte la pattuglia e verifica. Con questo vi sentite un po' più sicuri? Beh, un po' sicuri sì. Adesso anzi una cosa che stiamo cercando di attuare è anche il controllo vicinato tra i commercianti, che abbiamo avuto un incontro qualche giorno fa, scusate, con il comune di Treviso, dove loro sono già partiti il centro storico e anche lì sta funzionando, e già una decina di commercianti hanno aderito. Vorremmo farlo partire proprio anche a livello di commercianti, diciamo così, un controllo vicinato nel centro di Montebelluna. Nel centro di San Donà. Di San Donà, mi scusi. Montebelluna. Poi farà anche Montebelluna, vediamo. Ecco, appunto, parlavamo del fatto che a Montebelluna ancora non c'è questo controllo vicinato. Secondo lei sarebbe utile come possibilità, o come magari... Beh, come possibilità sì, sicuramente ci proveremo anche a Montebelluna. È stata presentata una mozione dall'opposizione che però verrà appoggiata ampiamente anche dalla maggioranza, e prossimamente al prossimo Consiglio credo che passerà, e quindi metteremo in atto tutto quello che serve per mettere in moto questo controllo di vicinato. Quello che dice il vice sindaco è positivo, quindi io spero vivamente che anche a Montebelluna possiamo avere gli stessi risultati. Con i commercianti credo che sia anche interessante questa cosa, è molto interessante, perché tra di loro riuscire a fare coesione, riuscire a fare questo forse è ancora più utile, perché molti furti purtroppo accadono anche dentro nei negozi, e i tentati furti ed altro, e quindi credo che sia positivo questo più forse che... Sì, certo. Proprio ieri mattina c'era uno spacciatore, diciamo così, di banconote, uso questo termine. Effettivamente se c'era il controllo, se funzionava, bastava che il commerciante lo segnalasse. L'hanno segnalato a noi, e noi, i nostri vigili sono intervenuti e sono riusciti ad allontanarlo, perché è scappato, diciamo così. Di banconote false. Banconote false, era già un piccolo segno. Diciamo che questo snellisce un po' forse i passaggi. Così, sì. Non è che risolve tutti i problemi, no, poi magari ne parleremo, però secondo me è un buon segno. E anche... credo che sia anche un momento magari di aggregazione sociale che possa dare... C'è anche una sorta però di percezione di insicurezza in questo momento. Questo potrebbe essere invece proprio una possibilità di dare un po' più di sicurezza. Io credo che la soluzione non ne possa dare, ma probabilmente può dare quella soluzione, quella sensazione di sicurezza, di aggregazione, di ritrovare quei momenti di socialità che
evidentemente mancano, perché quello che stiamo vivendo a livello generale ha disgregato quello che era un po' la società di una volta, che c'era il controllo di vicinato, era una cosa normale, perché c'erano i cortili di casa, le vie in cui ognuno guardava i bambini dell'altro, i nonni. Adesso questo viene a mancare, non si conosce neanche il vicino di casa molte volte, e forse questo permette anche questo riavvicinamento sociale che secondo me è molto importante per ritrovare un pochino quella dimensione più anche più piccola ma molto più umana di aiuto reciproco, che è fondamentale. Ecco, a Treviso avevamo mandato in onda un servizio proprio oggi, un intero quartiere un po' è sceso in strada e sono riusciti a far arrestare un ladro. E loro non vogliono dire noi siamo delle ronde, ma siamo solo dei cittadini che segnalano, però insomma girano anche per le strade. Voi lo fate, girate anche? No, assolutamente no. C'è una distinzione netta tra, diciamo così, le vecchie ronde e il controllo di vicinato. Il cittadino deve solo stare attento nelle normali attività e guardare la casa accanto. No, ma magari uno va fuori alla sera col cane, ipotesi, e vede qualcosa di strano, basta che segnali, sente un allarme, di solito salta un allarme, qualcuno lo fa, si chiude dentro. Invece no, vediamo un attimo cosa sta succedendo e magari lo segnala anche quello. Vede un'auto che passa, queste sono le segnalazioni più frequenti, un'auto che passa a bassa velocità magari nella frazione. Cosa stanno facendo quella? È un attimo, basta tirare giù la targa, automaticamente la nostra polizia controlla. Magari è una macchina rubata, automaticamente si interviene. Può esserci qualche segnalazione, diciamo così, un po' sullo spazio, sì. Volevo anche collegarmi, no? Ad esempio a San Donato sono riprese le cene di quartiere, cose che erano sparite. Proprio per questo tanti cittadini ti dicono: guarda, magari anche se non servisse niente il controllo di vicinato, però almeno ho conosciuto il mio vicino, abbiamo fatto la cena, bloccano la strada, chiedono autorizzazione e dalle 5 a sera ognuno porta qualcosa e si fa la cena. Questo è veramente un bel modo per socializzare. Le frazioni sono un po' più favorite perché magari si conoscono. Ecco, ad esempio noi facciamo un po' fatica nel centro di San Donato a farlo partire, perché c'è un po', primo perché è meno abitato, perché c'è più uffici. Adesso partendo con i commercianti volevo proprio partire, abbiamo fatto una riunione proprio con... Quando si partirà con questo? Guardi, stiamo facendo un po' le adesioni. Come adesioni? A livello di commercianti più o meno? Finora non sono tantissime, devo dire che anche noi abbiamo così coinvolto l'associazione sia commercianti che artigiani. Abbiamo fatto una riunione, sono stati presenti una trentina di persone, siamo rimasti, se posso dire, un po' delusi della presenza, però poi ho visto che mi diceva il responsabile che più di 10 hanno già aderito. Adesso dopo Pasqua faremo la prima riunione, anche perché poi questo si sviluppa a macchia d'olio, quando funziona, ma aderisco anch'io, vengo anch'io, un po' alla volta prende piede. Quando siamo partiti 2 anni rotti fa, i primi iscritti erano 30, 40, 50, siamo arrivati a 1000 rotti e dunque la gente poi si iscrive, insomma. Anche se non è il numero importante, l'importante è che poi, io lo dico sempre ai responsabili, che il controllo vicinato funzioni, cioè non è importante fare numeri, è importante che quello, perché più gente, più occhi vedono. Un passo importante è stato anche l'accordo con la prefettura, perché il controllo vicinato, sapete, è stato riconosciuto dal Ministero e anzi la settimana scorsa proprio il prefetto di Venezia ha dato alcuni dati molto positivi. Parlo della provincia di Venezia, però diciamo che Treviso penso sia uguale. Certo. Siamo vicini alla pubblicità. Su una domanda: secondo lei sono favorevoli le forze dell'ordine a questo controllo di vicinato dei cittadini? Io credo di sì, l'importante è che si fermi a questo, cioè che non vada oltre, che non ci sia l'iniziativa singola del cittadino che va a creare pericolo per lo stesso cittadino, deve fermarsi a dei paletti molto stretti, perché andiamo a mettere in pericolo magari la vita di una persona perché si sente autorizzato magari ad intervenire perché fa il controllo del vicinato. Questo, come dice lui, non è controllo di vicinato, è un'altra cosa, insomma. Ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, poi torneremo in studio e continueremo a parlare proprio di microcriminalità. Siamo tornati nuovamente in studio con 20 e 10, parlavamo di microcriminalità, parlavamo anche di controlli del vicinato, ma appunto adesso stiamo parlando durante la pubblicità con il vice sindaco che ci diceva oltretutto un fatto che è accaduto proprio oggi a San Donà. Sì, beh, è un fatto molto spiacevole, è stato preso un ragazzo di 20 anni, nazionalità marocchina,
non si capisce se è un po' drogato, un po' ubriaco, un po' tutti e due probabilmente, è andato un po' via di testa e ha fatto un po' di danni in centro a San Donà, insomma, però ha dovuto intervenire sia i carabinieri sia la nostra polizia locale e poi anche la polizia stradale che stava passando. Purtroppo, lo dicevamo anche prima, probabilmente domani sto ragazzo sarà fuori, già segnalato, già conosciuto, e qui si ritorna sempre al tema, l'abbiamo detto tante volte, che purtroppo in Italia non esiste una pena seria per chi commette... Una pena certa anche. Certa e seria, per chi commette qualche infrazione, qualche delitto, non so come chiamarlo, insomma, certo, qualche reato, insomma. Noi possiamo fare quello che facciamo come amministrazione, lo facciamo, ripeto, almeno per quello che riguarda noi di San Donà abbiamo 2 pattuglie che costantemente girano per il nostro territorio. Sono poche o tante? Sono poche, però il personale è quello e noi abbiamo 27 certo. Poliziotti, polizia locale, alcuni sono in ufficio per vari motivi, insomma facciamo il possibile, no? È chiaro che il periodo è sempre, anche se poi quando facciamo le riunioni di prefettura ci dicono che i reati sono in calo, sì. Però poi tutti dicono in realtà poi quello percepito, esatto, invece non è vero. E questo è anche vero, anche se poi magari, adesso non voglio toccare, ci sono certe trasmissioni, non voi, dove esaltano sto disagio, basta vedere la sera alle 8:30 su Rete 4, io dico quella trasmissione insomma, sì. simbolo. Però insomma i cittadini effettivamente c'è sicuramente, paura, da comune a comune, insomma da regione a regione in realtà. Ma questo sia un po' comune, perché quando a noi accusano San Donà è un disastro, io dico sì, è Mestre, non voglio parlare, certo, o Montebelluna o Treviso, cioè io penso che il problema sia un po' comune per tutta Italia, per tutto il Veneto. Poi è vero, quando andiamo... Le città magari più grandi sono, più problematiche hanno. Che poi dicevamo anche prima, insomma, oltre al fatto dei furti, anche gli atti vandalici dove non trovano, sì, distruggono. Sì, ma quello è anche un po' un gusto, credo. Non hanno l'educazione civica che una volta si faceva a scuola, credo dovrebbe essere ripristinata. Beh, anche magari quel senso della proprietà comune che non c'è più. Una cosa che è di tutti, per loro è una cosa che può essere tranquillamente distrutta. Ma si può fare qualcosa, secondo lei? Poi si parlava di baby gang, però in realtà non solo baby gang. Non credo siano solo baby gang, credo che sia una cosa molto più diffusa di vari livelli di età. Spero che il nonnino non faccia queste cose, sinceramente, mi auguro almeno. Però sicuramente il fascia dei 30 anni non sono più bambini, ma li vedi in giro per la città, che non è esattamente a fare del sociale ad altro, soprattutto in determinati momenti. Si può fare qualcosa? Io credo che si può fare molto, ma bisogna partire, come si diceva prima, tornare molto indietro, ricominciare dalla famiglia, dall'aggregazione, da una scuola diversa, anche da forse una rigidità maggiore rispetto a delle regole che adesso, vedi anche la pena ad altro, non ci sono più, non c'è una certezza, si sa che si può fare tutto e bene o male viene tollerato. Ecco, la cosa appunto che i cittadini continuano a sottolineare è questa, nel senso forze dell'ordine che ci sono, sì, forze dell'ordine controllano, ma poi li arrestano, esatto, e il giorno dopo sono già fuori nello stesso territorio a fare le stesse cose. Io ho un'amica di Milano che mi ha raccontato, sono andati a casa sua, hanno distrutto casa, loro si sono accorti di questo, l'hanno segnalato, sono arrivati i carabinieri, la polizia, hanno arrestato questi individui andati dentro casa. Nel tempo che loro sono andati a fare la denuncia, tutte le pratiche che dovevano fare, questi erano praticamente già fuori, cioè loro erano ancora dentro, loro erano già fuori. Questo si raccoglie anche da certi conoscenti carabinieri che anche loro sono un po' a disagio su questo, sì, un po' dicono ma noi facciamo il possibile e sì, dopo 2 ore, 3 ore per loro sia frustrante, un po' frustrante, vedere, sì. Ma per tornare, noi la settimana scorsa ha fatto molto clamore a San Donà perché è stato multato un ragazzo di 25 euro, la famosa cicca. Il famoso sigaretta. Ah, ne avete sentito? Ecco. Abbiamo parlato. Sembra una cosa strana, però non è tanto i 25 euro, certo, però si parte dall'educazione, il segnale. Però anche se lì devo dire che molti cittadini hanno detto avete fatto bene, anzi di più, perché è da lì che iniziamo, sì, ma anche, può essere anche la persona col cagnolino, certo, che sappiamo, e tante altre cose. Perché poi il cittadino ti telefona, San Donà è sporca, ho capito, ma inizia da lì, perché devi buttare il fazzoletto per terra? Perché fermano ogni tanto, dico, ci sono dei tratti che non sono visibili, sì, e sono pieni di escrementi dei cani. Io dico, signora, guarda, io ne ho 3 di cani, però io vado via con i miei sacchettini, le mie cose, purtroppo l'educazione non è di tutti. Secondo voi, da questo punto di vista, i comuni possono fare qualcos'altro? Cioè mettere una telecamera in più, qualche video, cioè qualcosa che si può fare? Noi abbiamo adesso San Donà è riuscito, esatto. Cosa abbiamo fatto? Adesso abbiamo 6 telecamere, abbiamo acquistato 6 telecamere ambientali, ne avevamo 3, adesso ne arrivano altre 3, solo per multare quei cittadini che buttano
sì. Cosiddetti. Ma che poi non si capisce perché ho visto Quindi buttano i rifiuti? buttano i rifiuti fuori, ma i rifiuti, ma la TV, il frigorifero, si vede... Ah, cioè, ma non i rifiuti piccoli, anche i rifiuti grossi. Ma ne stiamo multando molti di questo. Ho visto le rifilmato 2 mesi fa di un signore che arriva con la sua macchina, apre il bagagliaio, prende la TV e la mette fuori Dal card oppure proprio in aree... fuori, vicino ai bidoni di carta. Quello si è visto la targa benissimo, era anche di fuori, non dico il paese, un paese vicino a San Donà, quello si è preso 500 euro di multa adesso. Però siamo costretti a spendere per avere 6 telecamere, quando basta telefonare a Veritas, guardate che ho una lavatrice, no? Il giorno dopo vengono e te la portano via gratis. Questo non si capisce. Abbiamo adottato, perché anche noi avevamo questo stesso problema, al di fuori dei card, piuttosto che i cestini, anche quelli pubblici che ci sono nelle piazze, sono sovraccarichi, ovviamente non ma proprio di cose di casa, li vedi, è il secco, il classico secco che almeno da noi si paga se lo scarichi più di tanto. E lì invece abbiamo fatto, e lo stiamo ancora facendo, un'analisi di quelli che hanno la residenza e che invece non sono censiti presso la contarina. E ce ne sono diversi. E quindi quelli vuol dire che dove scaricano? Noi chiediamo il documento per poter deporre all'ecocentro. Sì, però poi la gente si arrabbia perché dice dobbiamo fare la coda, devo dare il documento, ma anche il documento anche per buttare via le spazzature, allora c'è sempre i pro e i contro. Adesso non so se c'è più, però c'era una tessera proprio, sì. Quindi insomma si parte dal fatto anche che c'è una sorta di inciviltà comunque dei cittadini. Adesso lato vandalico è un'altra cosa, però anche questo comunque è sicuramente... Ad esempio noi abbiamo preso una piccola banda di baby gang, diciamo, e sapevamo che sono andati a fare un po' di danni al palazzetto dello sport e chiedendo, questi qua hanno 15, 16, 17 anni. Perché? E li chiedi, ma perché? Non sapevo cosa fare. La noia. La noia, brava. Scusa, brava. La noia, cioè questi ragazzini che andiamo dentro il palasport, cosa trovano al palasport? Niente, divertono la macchinetta del caffè, fanno danni magari hanno aperto tutti gli armadi, hanno fatto danni per 2-3 mila euro e non hanno trovato niente, perché cosa trovano? Senza rubare nulla. Sì. Ecco, questo è appunto un altro dei problemi, nel senso che a volte arrivano, cercano di rubare, se non trovano niente però poi distruggono o imbrattano. È un classico quello che è successo a San Donà, è un classico un po' ovunque credo, anche dei ladri di casa se non trovano niente. Diceva anche all'ospedale, no? Succede. Sì, all'ospedale succede, adesso forse un po' meno perché il controllo è più, ma quando c'erano le 2 sedi, almeno del nostro ospedale c'era la sede dell'ospedale nuovo e una sede dell'ospedale vecchio dove c'erano alcuni servizi, c'erano le classiche macchinette e di notte o durante il periodo in cui non c'era una sorveglianza massiccia rompevano tutto per prendersi 4 spicci e se non lo trovavano rompevano ulteriormente. Questo anche nelle scuole purtroppo accade. Sì. Anche molto spesso. Gli sportivi, le palestre, quei luoghi dove adesso siamo costretti a spendere per mettere gli antifurti. Esatto. Quindi nelle scuole? Nelle scuole abbiamo iniziato noi, non so se anche voi avete nelle scuole l'antifurto. Non ho idea, sinceramente, questa è una cosa... Io sempre dire perché non faccio il nome. Questo proprio perché... Un fornitore ce ne hanno donato uno per una serie di associazioni, noi ne abbiamo approfittato per iniziare a installarli anche in altri luoghi. Non so se quelle più nuove che abbiamo sono dotate. È un deterrente, poi, però insomma se suona l'allarme magari il ragazzino scappa via, insomma, anche perché sono sempre ragazzini che fanno sti gesti qua. Perché quelli che sanno, quelli che sanno non vanno a rubare un palazzetto dello sport o lo spogliatoio del campo da calcio, cosa trovano? Certo. È solo per un gusto di fare qualcosa. O andare a rompere i giochi nei parchi. Ma nel caso vengano trovati o beccati... Sono sempre minorenni generalmente. Pagano i genitori? Sì, io personalmente una volta ho proprio chiamato i genitori, allora poi se trovi i genitori, perché adesso il discorso si amplia, ci sono tanti che non si sanno, qualche straniero magari che non si sa, non hanno documenti, dicono che sono minorenni, cosa fai? Se qualcuno si trova il genitore, si può dire scappellotto, gli sta bene, insomma. Ho visto io una mamma dare alla ragazzina, 16 anni aveva, perché avevano fatto qualche... Hanno imbrattato alcuni muri, i genitori li hanno costretti a venire a ripulire, piuttosto hanno ripagato, sì, anche se riesci a trovarli alcune volte le famiglie sono abbastanza severe e dure, alcune famiglie. Il problema oltre ai furti e quindi ai ladri, che è tutt'altra cosa, nel senso che ti entrano in casa e quindi... tutto un altro tipo anche se anche quello c'è un po' di aumento secondo me. C'è un po'? Di aumento di questi furti. Anche se i dati, i dati delle prefetture non dicono questo, almeno anche da noi. C'è un calo, dicono che il calo c'è. Tranne che in però in realtà noi registriamo furti
o tentati furti, perché poi bene o male quotidianamente, insomma, in tutti i comuni. Sì, probabilmente c'erano anche 10 anni fa, adesso sicuramente la sensazione è che siano aumentati, questo sì, però o la gente non denuncia più, perché questa è una delle ipotesi, perché dice tanto cosa vuoi che denunci a fare, che devo perdere 3 ore dai carabinieri per fare... O non lo so. Perché quando sono tentati ovviamente non lascia perdere. Evitano la denuncia magari alcuni cittadini, però si trovi... Sì. La sensazione è che ce ne siano di più. Sicuramente. La sensazione dei cittadini è sicuramente quella, al di là dei dati della prefettura. Credo che un coordinamento fatto bene con la prefettura, sorveglianza, polizia locale. Come videosorveglianza come siete messi a Montebelluna? La l'abbiamo potenziata, si può fare ancora molto, ma come sappiamo bene le casse dei comuni sono sempre più povere, quindi ci sono delle difficoltà sempre per fare qualsiasi cosa. Siamo messi abbastanza bene, credo che la potenzieremo ancora se si potrà fare. Non è mai, è sempre un deterrente il fattore di sapere di essere sorvegliati, nei punti cruciali della città c'è e funziona. Però insomma quello che dicevamo prima è che manca la certezza della pena, questo è secondo me è principale. A tutti i livelli, dalla microcranialità alla cranialità più però quella che sì, sicuramente quella che però in questo momento i cittadini sentono di più è la microcriminalità, comunque il ladro che ti entra in casa, viola la tua abitazione, viola le tue cose. E quindi... Per esempio, noi abbiamo un problema, così mi piace anche confrontarmi un attimo, e ad esempio alcuni parchi sono stati un po' occupati da persone un po' strane, cioè strane, non voglio dar giudizi, no, nel senso che adulti che stanno lì dalla mattina alla sera e non si sa cosa faccio, ma li giocano a carte. Non lo so, maggior parte, ma giocano a carte, non è che però il fatto che siano... Qui arriviamo su terreno fertile da parte dell'assessore. No, ma il fatto che ci siano 7-8 adulti che stanno giocando a carte, magari non fanno mica nessun reato, io non posso mandarli via, però questi hanno allontanato la mamma col bambino. Poi la mamma, certo, l'anziano. E allora noi abbiamo la mamma e il nonno che vorrebbe andare con il nipotino che dice io non vado perché c'è quella gente, e cosa fai? Quello è un problema perché non puoi mandarli neanche via, come dice il non si possono Noi dentro il parco, per esempio, ancora nella precedente amministrazione abbiamo messo il divieto delle bere alcolici, quindi dentro al parco ne abbiamo uno, abbiamo messo quel divieto. In verità dopo magari tu vai alla mattina e alla notte si intrufolano dentro e ti trovi le bottiglie di birra sparse per tutto il parco, quindi non è che, soprattutto nelle ore in cui non c'è la sorveglianza come di notte, tant'è che adesso la nostra volontà sarebbe quella di togliere completamente le recinzioni, quindi di renderlo un luogo più aperto in maniera che forse si trovano sicuri. Di più in teoria dicono di no, in verità dicono di no, le statistiche a livello, quindi liberare i parchi, liberarli perché rende più visibile quello che si svolge all'interno e quindi è un deterrente. Ovviamente ci andrà una sorveglianza, ma permette anche alle forze dell'ordine, anche negli orari notturni, di poter sorvegliare e di passare all'interno di queste aree. Ci sono 2 correnti anche qui, adesso insomma... Questa della chiusura non è che funziona più di tanto, quindi... Guardi, io mi ricordo che la giunta precedente, che era di un altro colore, aveva chiuso i 2 parchi. Ecco, bene. Però devo dire che qualcosa funziona, nel senso che se tu li chiudi alle 8 di sera magari non entrano perché da noi non entrano lo stesso, per esempio, nonostante però ad esempio abbiamo il parco fluviale che è grande e alla sera si vede che c'è gente che ci va, e basta io raramente purtroppo è aperto tutto. Quelle poche volte che vado a correre la mattina che riesco e trovo di tutto, si trovano le bottiglie, anzi si trova qualcuno che dorme ancora magari in estate. Qualche sbandato che dorme magari sotto il tavolino. E poi hanno paura i cittadini proprio non vanno più. No, il problema è che quando si dice che gli stranieri si sono appropriati della città, un po' è anche vero, ma forse probabilmente dobbiamo chiederci noi perché alle 7 ci chiudiamo in casa. Noi abbiamo un fenomeno, non danno fastidio, c'è un gruppo di signore del Bangladesh, diciamo, perché mentre i mariti forse vanno a pregare in moschea, loro sono in piazza con i bambini che giocano. Questo però ha fatto sì che probabilmente gli italiani, essendo attesi, non vanno più in piazza. Allora, ecco, sono diventate loro padrone della... Ma cosa possiamo fare? Loro non vanno al bar o a bere il caffè o a bere il tè, stanno lì in piazza che giocano i bambini. Noi per sorvegliare il parco abbiamo anche attivato con i Carabinieri in Pensione, che è un'associazione, e loro ci sorvegliano il parco piuttosto che... Nelle ore serali, notturne? No, anche durante il giorno. Le ore serali notturne no, perché anche noi lo chiudiamo. In questo momento è ancora un parco chiuso, per cui in teoria non dovrebbe entrare nessuno, anche se si vede la mattina che dentro c'è stato qualcuno, però vabbè, insomma. Durante le ore del giorno, nei momenti più clou, quindi
fanno quello che è un po' il controllo di vicinato e non possono intervenire, ma se c'è qualche situazione di pericolo l'avvisano immediatamente e sollecitano magari chi fa alcune cose a non farle, a non dar fastidio. E anche il mercoledì, tipo noi abbiamo il mercato il mercoledì mattina, girano per il mercato con la loro divisa e un pochino di deterrente devo dire che fanno anche loro. Proprio ieri ho avuto un incontro con un signore, domani lo proporrò in giunta, che dice che verso Udine, un'altra città, all'interno dei parchi hanno installato dei giochi gonfiabili, palloni, dove quelli che lo gestiscono fa sì che questo possa attirare più i ragazzini e che le persone che dicevo prima magari si spostano e vanno da un'altra parte, cioè per riappropriarsi del parco. Si cercano tutti. Domani valuto se è una cosa percorribile. Ci provo. Insomma, i controlli di vicinato per Montebelluna invece voi potreste pensare però all'associazione Carabinieri sui parchi. Noi collabora per il giudice di pace, ci fanno un altro servizio che comunque è un servizio molto utile, esatto. No, sono persone che ci danno... Noi siamo quasi in chiusura, vedo proprio un'ultima propria domanda velocissima per tutti e due, insomma. C'è paura in questo momento comunque, anche se dicono di no da parte dei cittadini per questi furti, i comuni in ogni caso stanno facendo di tutto e di più per cercare di arginare questo problema. Sì, io lo confermo, stiamo facendo di tutto e di più. C'è un po' di paura, io dico sempre, mi prendono in giro un po', io dico che stiamo nella norma e di questo sono convinto, cioè nel senso non voglio dire che tutto va bene, ma non voglio anche dire che siamo in un Bronx. Certo. Siamo nella norma, stiamo facendo il possibile, qualche risultato c'è, ce l'abbiamo. Io, anzi se posso, ringrazio anche le forze dell'ordine, sappiamo che ogni tanto ci sono i carabinieri in borghese che girano, cioè ci sono delle cose che non è che capiamo, insomma, l'esempio che facevo prima. È vero che c'era sto ragazzotto che faceva, però nel giro di 10 minuti sono arrivati 4 carabinieri, 2 della polizia locale e 2 della polizia stradale, cioè, e diciamo c'è un presidio del territorio, noi abbiamo le nostre pattuglie che girano costantemente e cosa possiamo fare? D'altra parte anche un po' il segno dei tempi, la crisi l'abbiamo vista, quando c'è un po' più, non abbiamo parlato di lavoro, ma quando il nostro slogan della nostra amministrazione era prima il lavoro, se ci fosse più lavoro la gente andrebbe in giro almeno a fare tutto quello. Scusami. Quindi proprio un'ultima battuta, quindi insomma le amministrazioni stanno facendo tutto e di più insomma per cercare... Sì, credo proprio di sì, qualsiasi amministrazione credo che sia proprio interesse tutelare i propri cittadini, quindi non è un colore, una parte politica, è una cosa naturale che viene a qualsiasi amministrazione. Sicuramente c'è ancora molto da fare, credo che il controllo di vicinato, il coordinamento tra le varie forze dell'ordine con le amministrazioni sia molto importante perché permette una maggiore concretezza di quello e una visione più concreta di quello che accade nel territorio. La percezione dei cittadini sicuramente è un po' di aumento o comunque quella percezione di paura che hanno, anche perché come diceva prima il vice sindaco, apri la televisione non è che vedi delle immagini positive di quello che accade in generale nel mondo e questo alimenta ancora di più quella sensazione che hanno i cittadini. I dati ci dicono che stiamo lavorando bene, le amministrazioni quantomeno qui locali, anche quelle più grandi, una città come Montebelluna che ha più di 30.000 abitanti, è nella norma, mi rifaccio alla sua. Io vi ringrazio veramente, e purtroppo il tempo è finito, è andata velocissima. Io vi ringrazio, spero di avervi ospiti anche un'altra volta e vi do appuntamento invece domani, stessa ora, sempre con 20:10. Grazie per averci seguito, arrivederci. Arrivederci, grazie.